abbiamo molto fiducia nelle istituzioni e molto fiducia in questa scuola. Si sono placati gli animi dei genitori della seconda A della scuola primaria Alfieri di Zianigo, frazione di Mirano. L'assemblea in oratorio parrocchiale ha visto una grande partecipazione ed ha consentito di fare chiarezza o quantomeno di esporre le questioni: mancanza di iscritti per una classe prima il prossimo anno scolastico, tempo pieno e maestra, diciamo così, poco simpatica. Presente all'incontro molte maestre, ma la grande assente, l'unica che poteva dare risposte, è stata la dirigente scolastica. La sua parola avrebbe sicuramente messo un po' dei punti dove ancora noi abbiamo delle incertezze. Non si è presentata, noi la inviteremo tutte le volte che faremo qualcosa. Rimane ancora aperta la vicenda relativa alla maestra assente e non gradita. Il suo rientro in classe, se non manderà un altro certificato medico, è previsto per il 10 aprile. Intanto però Che su questo diciamo siamo stati rassicurati, nel senso che comunque le istituzioni e anche la prima cittadina, Pavanello, ha preso atto di alcune lamentele, come si diceva, riguardo questa maestra. una questione è quella della maestra, che però per i genitori che non hanno spostato i figli diventa secondaria rispetto al rischio del venir meno della sezione della formazione della prima classe. Così, a cercare di dare delle risposte ai genitori sconcertati e anche un po' arrabbiati, è intervenuta la sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello, che li avrebbe rassicurati. La mancata formazione della classe prima, e anche su questo il primo cittadino ha dato molta attenzione. Ora ci ha rimandato, insomma, ai prossimi giorni, alle prossime decisioni, però ci ha promesso che insomma, ci aiuterà. La battaglia comunque non finisce qui. Nei prossimi giorni è prevista un'iniziativa di sensibilizzazione davanti alla scuola e poi c'è sempre la rete. Noi lanciamo su Facebook e su tutti i social l'hashtag Noi restiamo all'Alfieri, quindi invitiamo tutti, visto che si condividono sui social tante cosine, di condividere anche questo.